Sesta corsa dal Savio, una categoria C che vede i ritiri di Nosgir e di Tarim. Restano 7 dietro l'autostart sulla distanza del miglio, 1 Vassallo, 2 Wisconsin Vol, 3 Vandalo Joe, 4 Unique Rec, 6 Usk DL, seconda linea 8 Utopia Trio, 9 Ultras Griff. I favori netti per Unique Rec, numero 4 Roberto Vecchione in sediolo, alternativa principale Vandalo Joe, poi Ultras Griff, Wisconsin Vole, Usk DL. Vediamo la partenza con Unique Rec molto svelta che si avvantaggia, mentre veloce anche Wisconsin Vol che tiene all'esterno Vandalo Joe. Parte molto bene Ultras Griff, intanto Unique Rec deve forzare perché è in terza ruota. Vandalo Joe insiste su Wisconsin Vol e Wisconsin al comando, completa in 13,8 i 200. Vandalo Joe attacca ma non passa e si è accodati invece più indietro Unique Rec perché è serrato sotto Ultras Griff e deve spendere veramente un patrimonio Vandalo Joe per sopravanzare Wisconsin Vol 27,6 i primi 400, davvero da misura supersonica. A questo punto Ultras Griff marca Unique Rec mentre dalle retrovie avanza Usk DL e vedremo le mosse di Andrea Vitaliano e di Roberto Vecchione. 43,8 intanto i 600, Usk DL progredisce e Ultras Griff ne prende la scia anticipando, anzi ne prende la scia Unique Rec e Andrea Vitaliano preferisce andare all'interno. Intanto 59,1 per i primi 800 di gara, con al comando Vandalo Joe in seconda posizione, Wisconsin Vol, poi Ultras Griff all'esterno Usk DL, 1,14,1 il passaggio al chilometro e cerca di scattare nuovamente Unique Rec che si ingamba a 500 dalla conclusione, viene via in terza ruota per superare Usk DL in difficoltà, 400 al palo. Vandalo Joe in vantaggio su Wisconsin Vol e Unique Rec, poi Ultras Griff, ancora Utopia Trio. Non riesce più a progredire neppure Unique Rec, così in vantaggio si presenta Vandalo Joe, Wisconsin ci prova, poi Ultras Griff, retta d'arrivo con Vandalo Joe in netta evidenza su Wisconsin Vol che scatta il suo esterno, ma Vandalo Joe ha ancora energie per alimentare il vantaggio finale con Wisconsin che ci prova, ma Vandalo vince bene su Wisconsin Vol al terzo Ultras Griff, 1,13 e netto il ragguaglio conclusivo con 28,3 ancora a chiudere il Vandalo Joe, forse migliore della stagione, con in sediolo un deciso Francesco Facci che deve spendere davvero tanto per superare Wisconsin Vol che poi si ripropone in retta d'arrivo, ma Vandalo Joe ha ancora tanta energia in serbo e chiude in 28,3 per gli ultimi 4. Davvero un bellissimo primo piano per Vandalo Joe che ritorna così al successo. Francesco Facci in salchi e al training, la quota al totalizzatore di 3,62, fuori quadro invece Unique Rec che aveva tentato in partenza, poi uscita all'esterno, non è riuscita però ad essere incisiva nel finale. Secondo posto per un ottimo Wisconsin Vol, al terzo Ultras Griff.